Anche la trebbiatura aveva i suoi riti. Arrivare tra i primi significava non perdere la giornata e sprecare tempo prezioso nell'attesa del proprio turno. Così, di buon mattino, i carri venivano sistemati sul luogo prescelto, di solito la piazza del paese. E sembra ancora di sentire le liti furiose all'ombra del campanile. Le prime trebbiatrici erano azionate a mano e bisognava avere una notevole forza, soprattutto per avviarle. I manot, slegati con il rincio, coltellino a serramanico, venivano introdotti nella macchina che staccava i chicchi di frumento dalla spiga. Il tutto avveniva sotto lo sguardo vigile della gente. Era sempre una festa il giorno della trebbiatura. La paglia era raccolta e sistemata in mede, e i bambini, a loro modo, ne approfittavano per rendersi utili. Spesso il lavoro era accompagnato dai canti che alleggerivano la fatica e facevano dimenticare, almeno per il tempo di una strofa, piccole e grandi preoccupazioni. Vice
Dopo la trebbia era la volta del burat, che aveva l'unica funzione di separare i chicchi dalla paglia. Ma il tocco finale era dato, come sempre, dalla mano dell'uomo, che con movimento ritmico scuoteva il vant per togliere dal grano tutta la pula. Lavoro che solitamente spettava alle donne. Messo nei sacchi, il grano veniva pesato sotto lo sguardo accorto del Castaldo, persona che godeva della fiducia del padrone, al quale spettava la metà di tutto. Era la legge della mezzadria.